È la scuola Mosaicisti del Friuli. Siamo qui, come preannunciato, con il presidente Stefano Lovison per parlare di alcune iniziative. Iniziamo innanzitutto da una mostra che è in corso da fine luglio, sarà visitabile fino al 2 settembre, di cui siete particolarmente fieri. Perché? Certamente, intanto buongiorno a tutti. Sì, la mostra annuale Mosaico Mosaici, quest'anno è l'edizione 2018. E siamo particolarmente fieri perché è una mostra importantissima che porta in regione tantissime migliaia di visitatori a riscoprire questa arte antica che viene proprio dal nostro territorio. Ricordiamoci, siamo un po' i degni successori di quelli che sono i mosaici di Aquileia, ma vi posso dire che la scuola mosaicista è un po' famosa in tutto il mondo perché i nostri mosaicisti sono proprio emigrati nei secoli scorsi, ma anche adesso i nostri ragazzi vanno a lavorare, cercano di lavoro proprio all'estero. Non si contano tutti i luoghi che ospitano le opere, dal Santo Sepolcro di Gerusalemme all'Opera di Parigi, Biblioteca del Congresso di Washington. Recentemente si è parlato anche dei lavori che hanno coinvolto varie stazioni della rete metropolitana di New York. Prossimi interventi possiamo preannunciare certamente, qualcosa? questi in quasi 100 anni di vita della scuola sono stati veramente tantissimi lavori. E giustamente citato quelli un po' più famosi, ma io ti direi anche il Foro Italico a Roma, ricordiamoci 10.000 metri quadri, la piscina olimpionica, che è tuttora in funzione. Quando vediamo le gare sportive vediamo i mosaici della scuola mosaicista del Spesso Friuli. non ne siamo consapevoli, vero? Esatto, tante volte non ne siamo proprio consapevoli. Potrei ricordarti la saetta iridescente a Ground Zero, che è stata creata dalla scuola mosaicista di Friuli, dagli allievi della scuola mosaicista di Friuli, è stata regalata dalla regione Friuli Venezia Giulia proprio alla città di New York dopo i tragici fatti dell'11 settembre. E a proposito di questi allievi, le candidature quindi arrivano da tutto il mondo, siamo quasi alla vigilia del nuovo anno formativo. Esatto. Come siamo sul fronte di iscrizioni e di richieste anche di partecipare al corso sul fronte di iscrizioni diciamo siamo sempre bene, rispettiamo i numeri. L'anno scorso, nell'anno formativo 2017-2018, avevamo un 90 allievi iscritti, abbiamo rappresentato 22 nazionalità. Ricordiamoci che è ancora forte la presenza di allievi residenti in Friuli Venezia Giulia, circa il 56%, ma resta ancora un 10% al resto d'Italia e poi resta veramente da tutto il mondo. L'anno scorso mi piace sempre ricordare una ragazza colombiana che si è iscritta l'anno scorso, quindi partire dalla Colombia col richiamo, lei diceva proprio del rumore della martellina che taglia la pietra, è stata quella che l'ha invitata a venire da noi in Friuli. Ecco, i requisiti anche per poter svolgere al meglio anche questa professione e per diventare un ottimo mosaicista. A chi lo consigliate questo? Allora, come diciamo sempre, una delle domande che tutti ci fanno: come si può venire a studiare alla scuola mosaicista di Friuli? Allora, semplicemente intanto bisogna essere maggiorenni, abbiamo alzato un po' il livello dell'età, quindi maggiorenni e in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore. Però poi la passione per l'arte soprattutto e la manualità, logicamente sono quelle che poi decidono se intraprendere questa carriera. Certo che mi piace sottolineare, questa è l'unica scuola al mondo dove ci si può diplomare maestri mosaicisti, quindi è un'opportunità lavorativa. È una scuola che nel rispetto della tradizione porta avanti anche la sperimentazione e gli aggiornamenti sul fronte innovazione. Che prospettive sta dando questa professione ai giovanissimi allievi che sono usciti anche magari negli ultimi anni? Come vedete evolvere la loro attività? Allora, prima di tutto posso dire con grandissima soddisfazione abbiamo veramente ottenuto dei risultati molto favorevoli. Ho incontrato pochi giorni fa, durante proprio l'inaugurazione della mostra, l'assessore Bini, al quale ho proprio raccontato un po' quelle che sono le capacità di questa scuola, capacità di creare lavoro, capacità di creare economia per la nostra regione. Nell'arco di pochissimi anni, negli ultimi 25 anni, siamo passati da 6 aziende mosaiciste in Friuli Venezia Giulia fino ad arrivare l'anno scorso a 60 e per il 99% sono tutti i nostri ex allievi. Quindi creiamo occupazione, creiamo economia, creiamo turismo. L'anno scorso 37.000 visitatori. E soprattutto promuovete anche delle iniziative per l'arredo urbano. Certamente, questo è diciamo, stato un po'
il fiore all'occhiello della mostra di quest'anno. Quest'anno abbiamo voluto presentare 2 opere di riqualificazione urbana. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tantissime delle nostre città troviamo degli edifici brutti, degli edifici che ci verrebbe voglia di abbattere. Ecco, noi invece siamo stati in grado di riqualificarli. Avevamo all'interno del cortile della scuola una voluminosa scala antincendio completamente in lamiera. Bene, è stata tutta completamente ricoperta di tessere di mosaico naturale, quindi tessere naturali, e una ingombrante canna fumaria alta 11,60 m, è stata completamente diciamo, ricoperta di una seconda pelle in ceramica bianca, tutta quanta tagliata secondo il modello delle case di Gaudì a Barcellona. Quindi stati creati 4 alberi, 2 verso lato est, il sorgere del sole, quindi alti 10,30 m, uno in oro giallo e uno in smalti verdi, e 2 verso lato ovest, quindi la notte, uno in oro bianco e uno in smalti Quindi, blu. grande soddisfazione. Adesso siamo quasi in chiusura, Presidente, magari rilanciamo l'appello alle amministrazioni che fossero coinvolte anche a beneficiare di altre iniziative di questo genere, e ricordiamo dunque anche la mostra ancora in corso. Ecco, sempre visitabile. Sempre visitabile tutti i giorni del mese di agosto, però vi rinnovo l'invito a venirci a trovare perché la scuola è visitabile tutto il periodo dell'anno. Grazie Presidente, è arrivato il momento però di parlare adesso